Eccoci nella lounge, io non so se ho detto bene, la sala grande, enorme, meravigliosa di un luogo meraviglioso e storico, è diciamo uno dei simboli in assoluto, ma non voglio dire a Verona, in Europa, dell'accoglienza, no? Siamo all'Hotel Due Torri, e là dove vediamo degli affreschi firmati da un nome celebre, e cioè Casarini. Casarini qui rappresentava i Cavalieri di Brandeburgo e poi quella magnificenza di quella sala rinnovata da poco che è l'Arena Casarini, laddove, sempre raffigurati da questo grande artista scenografo veronese, ci sono scene da circo. Ebbene, la sala, quella che stiamo vedendo, e poi ancora in alto c'è quella terrazza bellissima di cui spesso vi abbiamo parlato, una delle più belle e suggestive d'Europa. Tra qualche giorno quell'Arena Casarini di cui vi parlavo diventerà teatro. L'ho detto benissimo. Fra poco, mercoledì prossimo, partirà una importante rassegna di spettacoli. Saranno 4 appuntamenti, tutti collegati, saranno 4 spettacoli diversi e cominceremo il 10, poi avremo il 30 marzo, l'11 maggio e il 15 giugno. Si va dal tutti al circo a che altro? Si va da tutti al circo come la prima serata che si abbina bene al tema di Arena Casarini. Dopodiché il 30 marzo ci sarà un richiamo ai Beatles, mentre l'11 maggio ci sarà una serata spagnola con bellissime ballerine che balleranno il flamenco e l'ultima serata una sfilata di moda. A una rassegna di cui, insomma, il direttore artistico sei tu? Sì, quest'anno dicevo, io sono 50 anni che canto, lo dico con orgoglio e ho avuto questo onore e sono il direttore artistico di questa rassegna che si chiama Tutti insieme appassionatamente, ricordando il meraviglioso film con Julie Andrews. 1965, quel film, 2016 questa rassegna che ha anche delle caratteristiche particolari, cioè addirittura uno si può abbonare attraverso una card. Certo, sono card dorate, ogni persona avrà un numero di platea con il suo nome e cognome naturalmente, che rimarrà sempre quello. Questo è proprio un vero e proprio teatro che si aggiunge ai teatri veronesi. Molto bene, allora che devo dire più io? Tutti insieme appassionatamente? Tutti insieme appassionatamente, grazie. Insieme appassionatamente, vi aspetto.